In 3 minuti, il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. La Cassazione approva 11 liste nella circoscrizione Isole. Le liste presentate nella circoscrizione delle Isole erano 14, l'ufficio circoscrizionale ne aveva escluso 5 per ragioni diverse. La Cassazione ha riammesso Alternativa Popolare e Pace, Terra e Dignità. Restano quindi escluse Forza Nuova, Partito Animalista Italexit e Democrazia Sovrana Popolare. Le liste che troveremo nella scheda elettorale sono quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Lega, Stati Uniti d'Europa, Azione Siamo Europei, Alleanza Verdi Sinistra, Libertà, Pace Terra e Dignità e Alternativa Popolare. Casteldaccia si cercano le responsabilità. Non dovevano trovarsi lì gli operai morti lunedì a Casteldaccia all'interno dell'impianto di sollevamento. Dovevano fare un servizio di autospurgo, ma sembra che i tombini fossero saldati dall'asfalto e quindi sono entrati nell'impianto. Chi li ha fatti entrare? Su questo si concentrano le indagini. Le operazioni di spurgo all'interno hanno poi determinato un'inaspettata ondata di gas e liquami che li ha storditi e uccisi. Accordo federativo DC Noi Moderati. Votano Dell'Utri. La DC di Cuffaro ha preso la sua decisione e ha firmato un patto federativo con il gruppo di Noi Moderati dell'ex ministro Saverio Romano. I cuffariani voteranno quindi per Forza Italia esprimendo la loro preferenza per Massimo Dell'Utri, candidato di Noi Moderati. Il patto federativo prevede in prospettiva di realizzare un soggetto politico unitario. Falcone, le europee non sono prove muscolari. L'Europa non è una giostra da cui salire o scendere a piacimento, le europee non sono una palestra dove fare esercitazioni muscolari. Lo ha ricordato Marco Falcone, assessore regionale all'economia e candidato nella lista di Forza Italia per le prossime elezioni europee, aggiungendo con tono velatamente polemico che le alchimie di qualche segreteria politica non sono il tema di questa campagna, perché non è ai giochi di poltrone che guardano i cittadini e gli elettori azzurri. Divieto di campagna elettorale in ASP e ospedali. Divieto di campagna elettorale nelle ASP e negli ospedali siciliani, nonché stop a concorsi e assunzioni fino al 10 di giugno. L'assessora alla sanità Giovanna Volo ha inviato un atto di indirizzo a tutti i commissari straordinari. Misure di blocco della propaganda nelle strutture sanitarie erano state chieste dai deputati di Fratelli d'Italia, Catania, Bica e Savarino. 248 comuni a rischio commissariamento. Sono solo 143 su 400 i comuni e le province che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026, appena il 35%. L'assessorato alle autonomie locali fa sapere che la procedura di nomina dei commissari è già in fase molto avanzata e l'intervento sostitutivo da parte della Regione è imminente. Stand Sicilia al Salone del Libro a Torino. Anche quest'anno la Sicilia partecipa al Salone Internazionale del Libro, in programma a Torino dal 9 al 13 maggio. Lo stand ha come tema Donna Sicilia, Goliarda e le altre, antologia di scrittrici siciliane del XX e XXI secolo. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.